E nemmeno Pasquale e Nicola sono tornati. Ma non ho capito, voi venite qua, no? Ma ha fatto una battuta. Io sento delle voci, saranno loro. Permesso! Caro Don Gennaro Cozzichello, io invece non mi mise per trovare questo indirizzo, ma alla fine eccoci qua. Mi è arrivata alla resa dei conti. Papà, ma chi sono? Chi sono questi qua? Chi sono? No, questi sono gli esperti dell'antiquario Pascarelli, che sono venuti a valutare i mobili perché me li voglio vendere e me ne voglio comprare altri. È mobile nostro. Ma comunque non è il momento, perché Don Gennaro è stato colpito da un grave lutto. Voi siete degli esperti, naturalmente. Ma perché? C'ha data piscietta molto. Ma scusate, ma... Comprenderete? Io comprendo benissimo. Ma qua una volta c'è un evento, un'altra volta un disevento. E poi partito tempo. No, ce l'ho, io tempo non lo perdo, di verdà io perdo pazienza, io perdo il posto e le faccio sapere che pure io tengo 2 figli da sfamare, 2 femminucce. 2 femminucce. Veramente ne tengo una sola. E che se mi fa piacere, io complimenti. Perché c'ha una sola No, femminuccia. penso che mo' tanto un maschietto. Il maschietto. Ah no! Scusa, ma che cosa avete avuto? Io niente. Ma dico, sua moglie era... Ah sì, quella mia moglie era, ma io no. Ecco pure questo, incinto. Incinta. Ma perché queste cose ora si fanno anche per provetta? Signora, che c'è che mi prevede? Io parlo del lieto evento della signora. Ma quale lieto evento, scusate? Ma come quale lieto evento? Oggi non è una pascetta, una femmina. Io ricordo benissimo che sua moglie era incinta. Abbiamo addirittura sentito i lamenti che ha fatto. Ma qua ci sta un equivoco. Guardate bene, mia madre è questa. Ma voi siete la figlia di donna Fifi? Ma che state dicendo? Ma perché questa non è donna Fifi? Ma quale donna Don fifina? Gennaro, calma in gesto. Questa è mia moglie! Oddio, è vero, quella è proprio una goccia d'acqua con donna Fifina, ma come si dice? Sono uguali ma diverse. Mi sono spiegato? No. È una soddisfazione. No, sentitemi bene un limbo, riesci a andare sto bosco? Ma voi capirete, voi siete uomini di mondo! Sì, ma queste sono cose dell'altro Che mondo! fa, allora lo devo dire. E lo E dica. allora lo dico. Quella signora incinta nella casa di campagna non è la mia moglie! Ma allora papà sarà amante? E la migliore si vuole. E siamo pure gli amici, che schifo! Ce la permettete? Venite un attimo con me da cena. Dite. Mi pensi che io potessimo parlare poco a fattucci, Potessimo trasino poco in testa stanza, parliamo solo di In soldi. questa stanza no, veramente, anzi lasciatemi un attimino che voglio dire una cosa alla signora Dalcisa. Ad Dalcisa, sentite, voi avete fatto tanto per me, io posso bene, voi andate a fare un po' i fatti vostri. No, io ne sto qua, Io prego, no, lo so che voi siete da fare i fatti vostri. Andate, sapete che stanno da Fatemi vedere come finisce. Voglio sapere la Andiamo! Oggi non se ne va io, signore. Spontaneamente. E quello che desidero adesso è solo pace, riposo e tranquillità. Ah, chiamato! Gennaro non può sapere la notizia che da Giara. Non può sapere la notizia che da già io a te! Gennaro, volevo dire. Non lo dire! Non lo dire! Lo dica, lo dica. Non lo dire! Insomma la Giara c'è la Giara. Sì. No! Volevo dire, Ho capito! Zio Gesualdo è morto pur tra le altre cose. È morto povero! Figurate che a un certo punto no, non ci hanno potuto comprare nemmeno la bara. Quando lo dovevano portare al cimitero ci hanno messo 4 maniglie qua, l'hanno pigliata così e l'hanno buttato in una fossa comune. Quello quando è morto cercava la carità. ma chi è che cerca la carità? Sa sti nei milioni. E noi siamo stati sfortunati. Quello era un mendicante povero. No, zio Gesualdo. Non lo dire, non lo dire. Lo dica, lo dica. Poi mi sono fatto io. Zio Gesualdo è morto ricco e ci ha lasciato 100 milioni. 100 milioni! È fatta! Ma non si chiudete, pure per noi si sono aperte e porta la fortuna. Ma mi guardate anche la porta, che fortuna di esce. Buongiorno. Ma chi è? Figlia di zio Gesualdo? No, è uno che poi è sordo. Ma no, ma che ci facca?
la notte porta consiglio. A me mi ha urtato solo un grande male capo. Senti, ma la signora a che ora viene, no? Sì, io l'ho detto, noi abbiamo bisogno di un giorno di tempo, perché abbiamo depositato 5 milioni per ogni banca, sono 20 banche, praticamente a Magia Napoli sotto e coppa. La verità, a me mi è rimasto una banda. Aspetta, come si chiama un momento? Il Monte dei Pascoli di Siena. Mi raccomando, quando vai ai pascoli, non ti scordare l'erbe, capito? E che già fa C'era il pure? cucurello. Ma quale cucurello? Senti, prendi coraggio, approfittiamo che non siete sta rumendo e mettiamo tutti i soldi in questa valigia, tutti i soldi che già stanno in casa. Buongiorno mamma. Non ci capisco, ma io sono invisibile. Buongiorno pure a te. Mo signore. Bella, Ma che? toccata. Non ho capito, ma tu già esci, Devo andare in gita con la signora dal Gise Ginevra e al ritorno passiamo per mercato e quindi si mi può Il dare. permesso, ma certo, va. No signore, mi sarà qualcosa sorto. Hai capito a che? Questo vuole i soldi. E ormai siamo anche noi altolocati. Certo che siamo altolocati, sporchi, ma non capitalisti. Ormai l'austerità è passata. È passato, si sa, è arrivato e si è fermato, al via. Io lo so, dovrei essere più triste per la morte di zio Gesualdo, ma che volete, sono così felice. Poi ci abitueremo anche noi al benessere, non è vero? Ma è ora, è come se fossi in convalescenza dalla miseria. Stiamoci accorti a papà che a volte le ricadute sono peggio delle malattie. Ma ormai siamo a posto. Ecco, non siamo a fare una cosa allora, prendi 1000 lire da dentro al bozzellino e daccelo alla pappina qua, vedi? 1000 lire. E caggiai è giostro. Mazza, siamo malato presto che stai? Ma non avete ancora riscosso la pensione? Ma dico io, qualche altra cosa, ma dovrebbero arrivare pure i soldi di Gesualdo. Ma dico io, ma facciamole prima arrivare, quello va a finire che si offendono che non li abbiamo aspettati. Se siete accorti non fa niente. Tanto sono già d'accordo con Ginevra che mi presta lei qualcosa. Ma posso? Sì, ma si tratta di spiccioli, al massimo 100.000 lire. Carica! Bella! Guarda chiare! Sto guardando! Ok, a chiare oggi! Ma che cosa, insieme che sono all'anima di zio Gesualdo! E non ti fa piacere? No, mamma, papà, sono così felice che tengo paura che è tutto un sogno. Non ti metterà paura a papà, che è tutto un sogno, E come non completare di ghiaccio, ma no, è che fritto. Mamma, basta piangere, ormai zio Gesualdo sta nelle schiere degli angeli. E là da rimane anima benedetta, là! Oh, è per quella donna che papà teneva nascosta in camera da letto? Pensa che si porta pace! Ce l'hai detto che è una donna di carità che non si è sentita bene? Tu mi sta a forza parlare, che le sono detto 100 milioni e i sangue di zio Gesualdo e che hai detto ancora più! Va bene, io ho fatto tardi. Grazie mamma, grazie papà, grazie a tutte e due per questi momenti di gioia. E grazie pure a te, Ozzy. E grazie alla Maronna che se ne è giù! E abbiamo fatto dato riempire 100.000 lire, signora Dazzi! E quella è una punizione che io mi merito perché io ho tradito i miei compagni di sventura! E quello San Gennaro vede tutto, quello San Gennaro è vigile! Oh, vero? Ah, perciò fermiamo la prova sulle camani! Va a pigliare i soldi, fa un prezzo! San Gennaro mi ho torto, mea colpa! Ma dico io, ma tu almeno una volta fammi vincere una vincita al Totocalcio, così io ti prometto che tolgo tutti i debiti a Pasquale e a Nicola! Ecco qua! Ecco qua, guarda, ecco il famoso scrigno smaltato del tesoro Cozzichella! Ma vabbè! Strani andiamo a Tu dici vicino a me, mettere in due stanzi insieme ai ricordi loro nonno! Lei che ne sapeva che tu in te ricordo non hanno tirasti ma tu urina! Senti, ma come faccio a dire l'annunzietta che un silenzio è successo che l'ho fatta a zio Gesualdo, come si chiama? Come si chiama? Catalessi! La Catessi! La morte apparente! E che la morte non parente? È quando uno pare che è morto e invece è vivo, no come a me che pare che sono vivo!
Invece sono morta! Ah, poi, Un attimo, faccio una cosa. come si dice? Lacatessi, talachessi. Insomma, una calaca e non muore! Venite, signore! Avete fatto un poco in anticipo, siete No, è che io volevo un po' di caffè. Subito mi paga a pigliare, eh? E allora tutti, prendi sto co. Ah, no, chi se la già mette là, te la già mettere la piantana, non ti preoccupare. Io stai vinto bar perché mi volevo prendere solo un caffè e invece che già visto arriva a Nicola subito me ne sono fatto cadita già via d'ascensore e sono salito in coppa a casa vostra. Però vi ha visto! No, Oh, meno male! Sentite signore, qua stanno i soldi, ci mancano solo 5 milioni, che mia moglie va a scendere e va a prelevare. Signora, ma non è che ci potete far sparagna con cucciarelli, che cosa? Ma può essere pure che facciamo fare uno scippo! Carito! No, ma quale scippo? Non ci sarà nessuno scippo! Ma mami, è cavarizzi che te ne vesto! E che cannarutizia! Contrariamente a quanto si può pensare, cara signora, io sono un disonesto onesto! E perciò potrete entrare pure là dentro e aspettate, mi raccomando che però se arriva Nicola... Ma vuoi un balcone con un paracadute? No, dicete che siete venuto a capo perché chi lo si è innamorato di voi, pure io! Lo so, mi ha pure telefonato a casa! Sì, poi c'è stato quel bacio! Ah, ve l'ha detto? Sì, me l'ha detto! Dite la verità, pensate che sono una sgualdrina! Mi spiace, ma mia Martina è abituata a sti cosa! Andate là dentro, andate là dentro! Uè, guardate che Armando lo sa che sta qua sopra, badate che mi sta aspettando! Niente di me, e voi vi preoccupate che noi possiamo ammazzarvi! No, immagino mi sembra paura le grandi fessa! Ma guardate che io, contrariamente a voi, non sono figlio di cooperativa e quindi i miei giuramenti valgono. Io giuro che non vi ingannerò. Venite qua, venite vicino a me che va già vicino a me. Venite vicino a me! Baciatemi le mani. Baciatemi le mani perché se voi siete un disonesto onesto, io non sono una santa, ma un galero non va male. Speriamo. Io vado! Scusate, ma Rossa è mia moglie. Oh, sono qui! Però per come si è combinato questo? Raga, piglia i soldi a qua! Va. Mi raccomando, torna presto che sennò questo mi insegna le cose cattive, capito? C'è sta uno capo della sempre faccio il bagno, capite che si chiede? Non lo so, c'è uno che Buonasera. Sono un rappresentante di mobili. Piacere, passa l'acqua. Tanto piacere, passa guai. Ma tu come ti dici? No, è così di natura! Se la tua, Chi sarà numero uno? La gaita, signore. niente, che? Cazzolite, ma ci hai presi su asciutemo parruolo! Ma perché un valore non viene? Escene! Io vado a fare il servizio, mi mettete! Allora, caro signor passa l'acqua, dite. Santa Massa Dio, ho saputo che avete avuto una bella eredità, Ecco. sono tragiati dei soldi da questa casa. Come si dice, la vostra vita è cambiata da così a così. Sì, la mia vita è cambiata, però in verità da così a così. Ma cerca carità! Allora, la famiglia economici ci stanno caditi, prendi le battute, dite, a me non mi aveva commovito. E già? Dite, ma perché come siete? Zitti, come sono venuto cagò? Ma sarete un mariulo, Ma Mario, guarda, io non sono nemmeno un rappresentante. E che siete allora? Che sono, come vuol dire? Io sono pezzo di Mario. E che siete? Io sono il comandatore Aristide Fischietti. Fischietti, preferito mariuolo, preferito! Voi sapete chi sono io, un uomo mio, un bel nuovo. Che avete fatto? Io sono stato, se che alludete a...
non ha avuto niente, ho saputo, perché mi sono sentito al telefono, mi hanno chiamato la cosa. Chi l'ha chiamato? Mi ha chiamato uno, ha chiamato la pure la banda di Cima. Mi ha chiamato perché ha chiamato a casa mia, non la faccia addosso, dopo che mi ha avuto preso il daculo, non la faccia addosso e chiamava a casa mia. Ma per fare che? E volevo parlare con mia moglie, e capite, che aveva violentato. Ma perché vostra moglie poi è stata violentata? Gesù Cristo è sceso, mamma c'ha è stato violentato. Che beh, voi che avete fatto? Avete parlato con questo? Io sono cruscepe secondo te, io ci finta che era mia moglie, ci fatta la voce femmina. E ha detto bella, mascolo bello, mi ha fatto male, mi sto pensando a cosa, mi ha strucchiato, mi ha fatto un massaggio pazzo. Oh scemo, baccala, caro di dare! E io quel bacio in bocca non mi scordo giù. Disgraziato! Ma la ciacciapalla, Ma ci avete dato qualche appuntamento? ti vedo, bravo, caccia fatta, baccala, caro di dare la faccia, c'è dato l'appuntamento a Piazza per Felicina. E ci siete andati vestita da donna, dici la verità. Ma io sputo faccia qui. Allora, non so da me, aspettavo, sono venuto su da me, che mi stava a buco. Allora dovevate sparare! Ci passavo pure l'uomo, cazzo, l'ho seguito, ci visto che vedeva a casa, ma lascia qua, secondo me è venuto a casa voi. A casa mia! Ma guarda, ma forse... Ma faccio che cosa? Non vado per controllare, sono sicuro che sta accadendo, andiamo a Ma che vedere. cazzo vuole sequestrato pure a mia moglie allora? La moglie della moglie. Abbiamo visto buona la moglie della moglie. Allora state buono, Andiamo là, vi faccio vedere, io voglio controllare, questo non c'è. Andate. guarda, manare, ti trovo buono. La porta aperta in giusta nessuno. Gennaro! Gennaro! Ma che miseria, ma che è? Ma vedo qua di. Nicola, stai dicendo a... Nicola! Nicola! Gennaro! Gennaro! Messo! Aspettate che mi sono sentito chiamare, avete capito? Signora! Ma no, uè! Si è commentato! Ma ci era pigliato un commentatore! Io avevo sentito, mamma, la voce come tipo a scuola che mi chiamava. Senti, ma tu... Stiamo a sentire non discutere, mi raccomando, che qua la situazione è diventata gravissima e pigliate i soldi. E fa una cosa allora, pigli i soldi e portancelo là dinda da signora, e digli di sparire, perché mentre ti hai occupato tuo marito accanto a te. Tuo marito, Maro! Va, che ti aggiusti a te, oh. Vai, tirarci i soldi a te, tirarci i soldi. Ma no, no, e che sta succedendo, Cardino? Ma che? Oh, città è questa! Non ci credo, mamma mia, non siamo mai usciti. Ho controllato tutta la casa. Avevi ragione, non ho trovato nessuno. Ma io ve l'ho detto, però il dubbio mi sta venendo. Ah, ma lei me lo sta sceneggiando, ma io ve lo stavo dicendo, io il mese scorso sono stato un mese intero a letto col fuoco di Sant'Antonio e ve lo può dire pure mia moglie. Ah sì, va bene! E se te ne va a fuoco, i commentatori susciamo! ehi, dinamica! Invece sono sudato, pinciamo qui! E se ne fa 10! Se ti piace trovate da boccia mia moglie questo biglietto, guarda che ha scritto, caro Armando, domani finalmente potremmo scappare perché il grande Piecuro mi darà il denaro e subito dopo lo denuncerò alla polizia. E lei non pensa che il grande Pietro poi racconta tutto quanto, Guarda, chi lo vede non sta pure cago? Chi lo vede c'è? E secondo voi la polizia crede il rapinatore, non il rapito? Cose pazze, cose pazze. Bravo, cose pazze, proprio cose pazze. Ma voi sapete qualcosa in più, Ragazzi, ti sai tutte cose. Ride tu, ti sai tutte cose. Che chi sono i rapinatori di mia moglie? Che sancita che no? Giannaro, Pascale e Pietro e Nicola,
1, 2 e 3, niente! Brava, avete fatto terno! E io addirittura vi faccio fare tombolo! Signore! E adesso che rimane, non ci vai! Signore! Momento, mamma mia, ma chi è? Aristide! Zoccolo! Cornuto! Non ti preoccupare! Ma mi dai se stanno avvicinando tutti e lui! Sono tutti vezzeggiativi, quelli si lavano! Va bene! Ma che è successo? Proprio come mi ero sbloccato! Ma che si dice? Niente, quelle signore qua si domanda dove stavate, perché stavate? Ma ti sapevo! Ma quando sapevi che ci facevi là dentro con chi lui? Ma nessuna cosa contro l'onestà e la morale! Quella è una santa, dai, se fa doezione banano! A potenza Venu, farzolè! Ma c'è! Tonito, figlio, tonito! Adesso non la pistata! E papà mi chiamo fazzole! Faccia il sono! Ti rimonti a chiecci da me! Mannaggia chi la vivola se c'è un buon naso sotto! Ma è bello che è umidificato! Sentite signore, vi ho chiamato per farvi testimoniare che io vi ho fatta venire qui perché io ho deciso di restituire tutto il denaro del sequestro. Disgraziato! Via, Guarda, infatti stanno tutti quanti in tre. Lascia, questi sono tutti i denaro del sequestro. Io mi voglio costituire e voglio solo che i giornali dicano che Gennaro Cozzichello ha restituito volontariamente fino all'ultimo soldo. Basta. ho visto bene scemo, ma che stai facendo? Che ti devi fare? Che si costituisce nessuno, né Gennaro, né Nicola, né Basciò! Ma ti faccio essere schifo, ci andiamo tu! Ma commentatore! Ma commentatore, tu sei la schifezza, la schifezza è tutta la minatura! Dite questi giorni, ma mi ritengo bene e salva la famiglia! E mi devo purtroppo un po' per questo! Ma io non posso accettare un ricatto regalato! La figlia dei soldi è stata zitta, ringraziati, vado a cucciare! Ma perché voi li volete regalare? Ma forse non hai capito che questo verso che sono scemo con me! Che scende volete regalare, i permessi e ce ne prego, io ho dichiarato al fisco 3 miliardi, la gente che mi hanno lavorato fino all'ultima lira in da casa, ma ci venuto pure la casa per ho riscatto per liberare mia moglie, 3 miliardi, ci hanno dato in Svizzera e te la gente è stata tutta a te sul culo da me. Amore, e se ne accorgono? Ma che se ne accorge? Guarda, il fisco proprio mi hanno pure la fattura, la moglie. Sentite, allora facciamo così, visto e considerato che abbiamo capito che lei è un galantuomo e tutto dobbiamo alla sua generosità, allora io me li tengo e vi mando dove meritate, a voi e a vostra moglie. Ma se stiamo andando a fanculo! No, amore mio, andiamo! State bello, siete un galantuomo! Voi siete molto più galantuomo di me! Ma come si può fare? Ma che state, ma che sto? Non tagli, Tavne! Ma chi è? L'abbiamo salutata, anzi Gesù! Ma che sono fantastico!
aspetta, guarda poco. È un'improvvisata, non la sa neanche lui, l'abbiamo sbalordito. Non ci crediamo neanche noi. Bravo, bravo. Amatore è colui che ama qualcosa. Amatore è colui che ama qualcuno. In questi mesi trascorsi insieme abbiamo constatato il tuo amore per il teatro, celato dietro un semplice gesto o un'intonazione. Solo chi sa amare come te ha potuto accompagnare, dopo 30 anni di teatro, questo gruppo di ragazzi in scena. Hai accettato la sfida con la sincerità di un bambino e l'animo del saggio. Abbiamo perfezionato con te il nostro stare in scena divertendoci, apprezzando in pieno il significato di questa parola. Grazie dalla Salette Teatro. Però lasciatemi dire che niente è mai per caso, tutto questo è nato, io credo che spesso uno si chiede ma dove sta la Madonna? Ce lo chiediamo come se veramente non sapessimo ma sta, invece c'è, e attraverso gli altri che usa ognuno di noi e ci fa diventare la parola sua. Attenzione, e non per caso quando mi è stato detto di dare una, tra virgolette, una mano, fare regia, io credo che la straordinarietà della fede è che ti mettono sempre alla prova. Siccome lui mi ha regalato un dono, perché il fare questo mestiere o essere artista non è bravura ma è un dono che ti regalo Pataten, ha voluto vedere se questo regalo io l'ho saputo cogliere, apprezzare e non dimenticare mai che è lui che ci regala dei doni. E io ho immediatamente detto sì, perché avrei detto no o Pataten. Ed è un bellissimo ritorno al passato, un bagno di umiltà. Ho provato quelle emozioni che stando dietro alle quinte, vedere loro lavorare, quelle emozioni agli esordi che delle volte purtroppo si vanno a perdere